Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. E buongiorno Taranto, al microfono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro ormai è consuetudine il nostro Gis Nicoletti. E allora, come avete passato il Ferragosto? È tutto bene? Fine settimana lungo, caldo? Se volete scriverci e raccontarci qualcosa, potete inviarci un messaggio sul nostro numero WhatsApp 339 680 6868, oppure un messaggio vocale di non più di 20 secondi, altrimenti vi prendete tutta la trasmissione e non vi possiamo raccontare più niente. Oggi una trasmissione all'insegna dello sport, perché parleremo sicuramente dei Giochi del Mediterraneo. È arrivata ieri la nave Aroia, stamattina facendo via Tre Fontane, perché sapete io abito da quella parte del mondo un po' abbandonato da Dio, ma vicino al mare, e si vedeva questa enorme nave che spiccava, non si vedeva più niente. Era stupendo, aveva coperto anche l'Ilva, una cosa spettacolare, ragazzi, bellissima. Ieri tra l'altro pare che si sia illuminata tutta, uscivano coreografie con su scritto Giochi del Mediterraneo, bellissimo. Bella, grande, e ne manca un'altra che arriverà oggi, la nave romantica con la K. E poi parleremo ancora di Giochi del Mediterraneo e faremo il punto con Domenico Palmiotti, massimo esperto di Giochi del Mediterraneo al mondo, forse pure più di Ferrarese. E poi Benedetta Pilato, che ieri per un secondo, una centesimo di secondo, non è riuscita a prendere la medaglia d'oro, però insomma una medaglia d'argento strepitosa, e ne parleremo con il nostro Francesco Friuli. Ma soprattutto oggi avremo il nostro Giovanni Guarino, perché è lunedì e come fai senza le nostre gocce di memoria? No, non si può. Ma adesso andiamo sulle prime pagine dei quotidiani. La Gazzetta del Mezzogiorno titola: estate violenta, Lecce, maxi rissa in carcere, sospetto femminicida fermato a Bari, minorenne violentata a Metaponto. Insomma, un'apertura di cronaca piuttosto cruenta per la Gazzetta del Mezzogiorno, che tra l'altro ci riporta anche sulla 106, perché ieri c'è stato un incidente mortale. Andriese muore sulla strada statale 106, altro shock in Sardegna, Ferragosto sulle strade. Ieri una coppia, marito e moglie, tutti e due sulla quarantina per probabilmente un colpo di sonno, secondo le prime ricostruzioni. La donna ha perso il controllo della macchina per 1 chilometro e si è schiantata per il marito, non c'è stato nulla da fare, lei invece è in fin di vita. E poi ancora c'è la riscoperta dei borghi, ma addio alle botteghe, turismo e commercio. E poi ancora a Noicattaro un allarme, torna a mordere il lupo e caccia con i droni, ferito un bimbo di 6 anni, il sindaco mi è sfuggito. Oggi una nuova riunione in prefettura. E ancora si parla dei Giochi del Mediterraneo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Taranto arriva a Roia, il villaggio degli atleti, la nave ospiterà la delegazione. E poi c'è stato anche durante l'Angelus di ieri, il Papa ha detto giochi siano il simbolo della pace. Anche qui si parla di Benny Pilato, tra nuoto e atletica, medaglie europugliesi, Pilato doppia beffa e argento, Stano oro, Fortunato a un soffio. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno ci riporta all'ex Ilva ricorso in Cassazione contro il diktat a spegnere Stellantis, riapre a Melfi con i contratti di solidarietà. Ma ne parla anche l'Edicola del Sud, ricorso per riaprire l'area a caldo, tentativo da ultima spiaggia. L'associazione dei genitori tarantini si prepara a dare ancora una volta battaglia sull'ex Ilva. Il 20 agosto assemblee per studiare con il legale Rizzo Striani l'eventuale replica dei commissari Rizzo Striani, che ieri ha fatto delle dichiarazioni piuttosto dure. E poi ancora anche qui si parla dei lupi a Noicattaro, 3 bimbi azzannati in pochi giorni, cresce la paura del lupo. Però andiamo a vedere all'interno dei giornali la questione dell'ex Ilva. L'Ilva
Prosegue la battaglia giudiziaria, scrive Mimmo Mazza sulla Gazzetta del Mezzogiorno. I legali dei commissari straordinari hanno depositato in Cassazione contro il decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la sospensione delle attività dell'aria a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto a partire dal prossimo 28 ottobre a causa della presenza di amianto negli impianti dei livelli emissivi. 14 motivi di nullità nelle 82 pagine dell'atto notificato alla vigilia di Ferragosto. Gli avvocati di Ilva in amministrazione straordinaria eccepiscono ben 14 motivi di nullità del provvedimento della Corte d'Appello di Milano e ne chiedono pertanto la sua cessazione. Secondo i legali, nel dettaglio, vanno scongiurate le conseguenze gravissime e irreversibili del decreto con il quale la Corte d'Appello, nell'ambito dell'azione inibitoria collettiva, ha disposto lo spegnimento degli impianti dell'aria a caldo. Le conseguenze, si legge nell'atto, sono irreversibili perché si tratta di altiforni a ciclo continuo, una volta spenti non possono essere riavviati se non a costo del loro sostanziale rifacimento. Il quotidiano anche parla di Ilva, si tenta di fermare la chiusura dell'aria a caldo, ricorso è sospensiva e anche qui si parla dell'Angelus di Papa Leone. Il Papa benedice i giochi del Mediterraneo siano profezia di pace. Taranto arriva alla crociera a Roia per ospitare gli atleti, domani la seconda nave, quindi oggi la seconda nave. Noi adesso ci fermiamo perché la nostra rassegna stampa insomma è finita qui e quando torniamo sentiamo parlare Giovanni Guarino con le sue gocce di memoria. E a proposito di pezzoni, sentiamo già il sottofondo musicale che annuncia il nostro Giovanni Guarino e le sue gocce di memoria. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti e a tutte. Tu hai fatto già le ferie, Giovanni? No, niente, le mie ferie sono normali, tranquille, me ne sto al sasà, metto a posto le cose. A me non piace andare a mare d'estate, macendo, casini, stanchezza più che divertimento. È la ragione per cui io e Gis ci prendiamo le ferie a settembre, non è che dici perché non lo incontriamo. Allora, Giovanni, di che parliamo oggi? Ma proprio perché siamo in questo periodo, proprio perché c'è sto caldo, no? E mi sono venuti in mente due termini veramente ormai desueti per me, non li sentivo e non li sento da anni. Ve li propongo, vediamo un poco. Dici. Ecco. Ci siamo? Sì, siamo pronti. Cuffie alle orecchie, siamo prontissimi per rispondere. A frutta cosa? Oddio, questa proprio è difficile. Ripeti bene, scandisci bene perché non l'ho capito. A frutta cosa? A frutta cata. No, aspetta che Gis sta avanzando una proposta. Una mangiata di frutta, dice. Ah, buono, sì. Sì. Proprio perché è estate. Ah, giusto, è giusto? Ma se è giusto è giusto. E allora dici, illuminaci. Siccome fa caldo, no? Sì. Uno c'ha frutta che c'è la manaca. O frutta che a rotola. Bravo. Ah, frutta che bravo. Ma è difficile questa, perché da dove viene sta parola? Ma è un termine non lo so, all'origine poi ve lo faccio sapere, ma mi sono venuto in mente proprio stamattina. Ah, ok. E l'altro invece? L'altro riguarda le friselle. Altra bella cosa che si mangiava d'estate. Qual è la parola? Allora, come si preparano le friselle? La frisella si sponza. Si sponza. A posto. No. Si bagna con l'acqua, poi si mettono i pomodori, l'olio, il sale, a seconda poi di uno come la gradisce, cambia l'ordine, però più o meno questo è, o no? Sì. E quando la sponza assai la frisella che succede?
Allora mia nonna diceva che era tutta muddata perché lei era del Salento. In tarantino non lo so come si dice. Che capito? Quando la frisella prende proprio troppo acqua che si quasi decompone. Come si dice? Come si dice? Neanche Gis addirittura si è tirato dietro e proprio ha detto: io mi dissocio, me ne lavo le mani, veditela te. Come si dice? Come si dice? Beh, sforzatevi un po'. Sa spunzate no? No. No, non la so. Non la so in questo momento, Sprunnisciate, cioè si è fatta proprio. Si è fatta a pappina. Ripeti come si dice? Spunnisciata. Sprunnisciata. Con la S. Ripetilo tu allora che non ho sentito. Sprunnisciata. Va bene. Esatto. Come io ieri a mare. Quando proprio, ma pure la carne e tutto il resto, insomma. A posto, ok. Perfetto. E poi altro ricordo mi veniva anche perché il giorno 23 c'è questa passeggiata sul lungomare per andare a vedere dove erano i vecchi stabilimenti balneari. Sì. Ce n'erano 2 anche in Cittavecchia molto interessanti. Uno a Portarapo. In Cittavecchia c'era Mestanid, Aniello, Raiola, dove ora ci stanno le imbarcazioni della capitaneria. Ok. E si scendeva con la scala, c'era la ringhiera che si apriva, tu scendevi con la scala, era tutto in legno, aveva una rotonda bellissima, una rotonda sul mare. Che bella. Bella, molto bella, che è stata in piedi fino alla metà degli anni '80. E lì si facevano feste, pure io ho fatto uno degli ultimi miei compleanni che ho festeggiato, l'ho fatto proprio sulla rotonda di Mestaniello, che ormai non era più uno stabilimento balneare, c'erano le cabine con le palafitte, si scendeva direttamente dalla cabina in mare. Che meraviglia! Si apriva la botola. Sulla parte invece della terraferma c'era una specie di grosso rettangolo dove si metteva la sabbia per far giocare i bambini e c'erano le cabine anche cabina a mare o cabina in terra, ecco, tu potevi scegliere. E più avanti invece, dove ora c'è il palio, ok, quindi proprio vicino al castello. Esatto, c'era Braciola. Gigante. Ma questo ti sto parlando degli anni, ripeto, 70-80, non è che stiamo andando molto C'era lontano. Giolitti al governo, insomma. No, che Giolitti al governo. Sto parlando di 50-60 anni fa, ero 50 anni fa, 40 anni fa, 45 anni fa. Ho capito. Io ho fatto il bagnino da Mestanid pure. Figurati. Che figo, che bello, sembra di parlare di quei film con Renato Salvatori degli anni... ma era così, mentre gli stabilimenti in Città Nuova, quelli tutti sul lungomare che partivano dalla rotonda, c'era Lido Taranto, no? Nautilus, sono andati via prima. Man mano che la gente prendeva la macchina, acquistava il mezzo di locomozione, di trasferimento, si sono allontanate verso le altre spiagge, man mano San Vito, Tramontone, certo. No, più lontano andavi più chic eri. Quindi io sono scicchissima visto che vivo a San Vito. Bene Giovanni, noi ci dobbiamo lasciare perché il tempo è finito. Volevo correggere il termine perché mi è scappato. Sprucionati era il termine. Sprucionata, ok, va bene. Va bene. Gis, segna, sprucionata. Perfetto. E domenica 23 alle ore 19:30 c'è questa passeggiata dalla rotonda del lungomare al Nautilus per vedere i luoghi dove c'erano questi stabilimenti balneari e raccontare aneddoti ed altro, insomma. E allora appuntamento domenica prossima con Giovanni Guarino, noi invece ci sentiamo lunedì. Ciao Giovanni, grazie. Un abbraccio a tutte e a tutti, ciao. E adesso noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto.
L'informazione del mattino. Questa è Radio Cittadella, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5, bentornati a chi ci guarda in TV sul canale 94, ma non solo, siamo anche in streaming sul DAB, insomma basta andare sui nostri siti e vedete dove ci potete ascoltare e vedere, siamo ovunque come Radio Maria. E allora adesso noi spostiamo la nostra attenzione sui giochi del Mediterraneo e sulla grande macchina di accoglienza che insomma ormai sembra essere pronta. D'altronde iniziamo venerdì e allora nel porto di Taranto, non è vero, a Chiapparo è arrivata la nave da crociera Aroia, una vera e propria città galleggiante trasformata per l'occasione in un villaggio degli atleti, e noi in collegamento abbiamo Domenico Palmiotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, oggi fra le fresche frasche. Buongiorno Ferragosto, buongiorno Domenico, spettatori. Domenico, immagine posta a Ferragosto, via. È vero. Senti Domenico, finalmente sono arrivati questi giochi del Mediterraneo, ne parliamo da quanti anni? Non me lo ricordo neanche più. Almeno abbiamo accelerato, diciamo, negli ultimi 2 anni in modo progressivo e in modo continuativo, diciamo, negli ultimi mesi, con una serie di eventi, di manifestazioni, conferenze stampa. Però adesso siamo al dunque, siamo non all'ultimo miglio, siamo a meno dell'ultimo miglio. E devo dire la verità, il fatto di vedere da, diciamo, San Vito, Lama, Talzano, riusciamo a vedere anche questa nave enorme, coinvolge anche un po' noi della periferia. Però prima di parlare e fare il punto sui giochi, vediamo e ascoltiamo insieme il servizio e poi torniamo con Domenico Palmiotti. Un'imbarcazione monumentale, un'eccellenza dell'ospitalità pensata per offrire il massimo comfort, relax e supporto sportivo. Nei giorni della competizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto ha attraccato la banchina della base navale di Chiapparo nave Aroia Cruise. A guidare l'accoglienza e i servizi di bordo c'è Vitor Alves, Executive Director Guest Experience, che sottolinea il profondo valore simbolico dell'evento. So the Mediterranean Games, European I giochi del Mediterraneo, i giochi europei mi stanno particolarmente a cuore, è un vero piacere ospitare questo evento fantastico. Le Olimpiadi e i giochi sono integrità, sport e pace, questi valori costituiscono il cuore stesso di Aroia. Per noi è un orgoglio personale e aziendale mettere a disposizione la nostra nave per gli atleti. I numeri della nave sono imponenti, una vera e propria città sul mare capace di ospitare fino a 3.500 persone, strutturata per garantire ad atleti e staff la migliore preparazione fisica e mentale prima delle gare. So the ship carries a total amount of 3,500 guests. We have a total of 17 bars. La nave dispone di 17 bar, 10 ristoranti, servizio lavanderia, servizio in camera, un teatro da oltre 2.000 posti, piscine, attrazioni acquatiche e una delle spa più grandi in mare. Siamo strutturati al meglio per far sì che gli atleti possano rilassarsi, recuperare le energie e concentrarsi al massimo sulle gare. At sea with us, so we are very well prepared to ensure that they have a great time, a relaxing, recovering and focus on the games ahead of them. Dalla nutrizione alla cura del corpo, la ristorazione di bordo garantirà anche menù dedicati e bilanciati per tutti gli atleti delle varie nazioni. Un'esperienza di accoglienza ed eccellenza che promette di unire lo sport internazionale all'abbraccio della città di Taranto. E allora Domenico, oggi arriva l'altra nave, la Romantica. Sì, arriva la Romantica, che però non è una nave da crociera, è un traghetto che viene definito di categoria superiore. La Romantica si posizionerà nella stessa area dove ieri si è posizionata la Roia. Per consentire l'attracco della Romantica uscirà temporaneamente alla portaerei Cavour, che è pure in quello specchio di mare, farà manovra appunto la Cavour, uscirà dal posto in cui è, entrerà la Romantica, che poi si posizionerà davanti al Cavour quando il Cavour poi rientrerà nella sua posizione di ormeggio. Quindi queste sono le due navi, ma come è stato spiegato ieri anche dal direttore generale dei giochi Carlo Molfetta, sarà
la nave Aroia, che appartiene agli arabi, ad essere il fulcro, il punto di riferimento, il centro della vita di bordo, dell'ospitalità, dei 4.000 atleti e atlete attesi a questi Giochi del Mediterraneo, atleti che vengono da 26 paesi appunto dall'area mediterranea. Di questi 500 sono italiani, che è l'Italia la delegazione più numerosa. E tra l'altro abbiamo visto che ci sono anche nomi importanti, oltre a Tortu c'è anche Tamberi, oltre a Beni Pilato, insomma ci sono nomi importanti. Oggi, Domenico, è previsto l'arrivo delle delegazioni che in realtà poi prenderanno possesso del villaggio degli atleti, se non erro domani, giusto? Sì, domani c'è l'inaugurazione, il villaggio si comincerà a popolare appunto con gli atleti. C'è un altro villaggio, questo è il villaggio mediterraneo, che è a Chiapparo, appunto all'interno della base navale della Marina. È quella zona dove stanno le navi dei giochi, è stata anche allestita con i loghi e i colori dei giochi. Poi c'è un altro villaggio che interessa più la città, i cittadini, ed è visitabile da tutti, ed è il Fan Village, in fase ormai di allestimento in piazza Garibaldi, dove ci saranno degli stand, dove ci sarà della musica, dove ci sarà il DJ set e una serie anche di dibattiti, talk sui Giochi del Mediterraneo, sui valori dello sport e dell'inclusione. E invece la rotonda del lungomare anche vedo allestimenti. Lì che cosa ci sarà? La rotonda del lungomare ospiterà il cosiddetto Urban Circuit, verrà in fase di vediamo, fino a qualche giorno fa c'era una grande intelaiatura di tubi, e lì verrà posizionato un portale che è alto circa 13 metri, che fungerà da partenza e arrivo delle gare che impegneranno il circuito cittadino. Quindi maratone, ciclismo. Roller marathon, ciclismo, triathlon. E di qui poi anche la necessità di chiudere al traffico e al transito e alla sosta lungomare e l'area immediatamente attigua al lungomare. Perfetto, Domenico, insomma noi adesso aspettiamo soltanto il 21, quando ci sarà la cerimonia. Il 21 che sarà una grande cerimonia. Anzitutto bisogna dire che il parterre degli sponsor di Giochi del Mediterraneo si è ampliato e arricchito. Ai nomi che erano già stati fatti, tipo Snam, Nike, RDS, Stellantis e tanti altri, si è aggiunto nelle ultime ore anche Leonardo, che è uno dei maggiori gruppi industriali italiani, tra l'altro presente a Grottaglie. In quanto alla cerimonia del 21 c'è il sold out ormai da diversi giorni, ma soprattutto sarà una cerimonia fitta di presenze istituzionali. Si annunciano 5 capi di Stato, 3 capi di governo, diversi ministri sia italiani che dei paesi dei Giochi del Mediterraneo. Fra le presenze istituzionali dell'Italia ci sono quelle del Presidente della Repubblica Mattarella, dei Presidenti del Senato La Russa, della Camera Fontana, del Premier Giorgia Meloni. Ci sarà anche il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto. Ma poi sarà anche una cerimonia molto lirica e teatrale, l'hanno definita, secondo me anche molto emozionale, con questo bambino tarantino che ripercorre la città, e poi non vi dico niente perché sono uno spoiler. La cerimonia, come hanno detto, come hanno detto i vertici di G2 Eventi Castadiva, la società che ha acquisito l'organizzazione delle 2 cerimonie di apertura e di chiusura. Questa società G2 Eventi ha anche firmato la cerimonia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Questa cerimonia si può sintetizzare appunto nel motto, nello slogan abbracciare il futuro, e viene vista nel corso dello svolgimento di questa cerimonia Taranto così come la vede gli occhi di un ragazzo, e appunto proprio perché si vuole dare questa dimensione di guardare la prospettiva, di guardare il domani, di guardare il futuro. Grazie Domenico Palmiotti, per il nostro massimo esperto dei Giochi del Mediterraneo. Ci vediamo presto, e noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di Beni Pilato. Ieri ha fatto una grande prova, un maledettissimo centesimo di secondo,
per arrivare prima, ma non vi spoilerò niente perché abbiamo in collegamento il nostro Francesco Friuli. Buongiorno Francesco. Valentina, buongiorno, buona settimana a te e un saluto a tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori. E allora, ieri una grandissima Simona Quadarella nei 400 e poi ancora una grande squadra italiana, diciamocelo, e poi sia Ceccon che Benedetta Pilato purtroppo per un secondo, ma neanche un centesimo di secondo, che non saprei neanche contare in tempo io un centesimo di secondo. Allora, diciamo che per Benedetta Pilato sicuramente queste due medaglie sono importanti per la ripartenza. Sapevamo che era un anno importante questo di nascita, di rinascita, di crescita da parte dell'atleta che fa parte del circolo Aniene. Era fondamentale per Benedetta Pilato far sentire che il suo corpo, la sua mente erano nuovamente dentro la vasca. Lo ha fatto in queste due uscite nei 100 metri rana e nei 50 metri rana. È chiaro che quando tu arrivi in finale con il miglior tempo nelle batterie, nel miglior tempo in semifinale, hai nuotato sotto i 30 secondi per intenderci, ti aspetti tanto, però dobbiamo essere onesti, e lei è stata onesta nell'analisi post gara. È un po' quello che per chi ha fatto nuoto ha notato due aspetti. Il primo è stato quello della partenza, quei 5 centesimi di ritardo nello scatto rispetto alla lituana, che poi la Minitude che ha vinto poi la medaglia d'oro. Questa rimonta che c'è stata, e poi un arrivo strano, perché poi va detto le prime 3 hanno toccato, ecco, in maniera strana, è sembrata quasi veramente poteva accadere di tutto con quel tocco. Io la giro così, la tensione in determinati tipi di gare costa tanto e pertanto ieri stava giocando un brutto scherzo alle prime 3, quel podio poteva cambiare veramente in maniera improvvisa, però io voglio vedere il bicchiere più che mezzo pieno, Valentina, te lo dico chiaramente. Lo andremo ad analizzare poi oggi pomeriggio nel corso di Onda Rosso Blu, certo. E alle 21 proprio apriremo con il nuoto, quindi insomma andremo ad analizzare le gare. Però io dico, se questo deve essere una base di partenza per Los Angeles 2028, a 2 anni dalle Olimpiadi, io vedo una Pilato che è tornata con gli occhi della tigre. Che poi bisogna anche ricordare che Benedetta ha soltanto 21 anni, cioè una cosa da ricordare, perché la sua è stata una carriera già importantissima, comunque sono anni che è sulla cresta dell'onda, è proprio il caso di usare questa analogia. 5 anni fa vinse la medaglia d'oro a Budapest, poi vinse l'argento a Roma. Lei medaglia d'oro non è dalla vasca corta dal 2023, ma poi è stata comunque protagonista sicuramente meglio in questa stagione. Questa è stata una stagione in cui si è rivista la Benedetta Pilato di 5 anni fa, posso dire, che rappresentava una sorpresa e una certezza pochi mesi più tardi. E allora, i cambiamenti fatti sembrano aver dato dei risultati, ecco, questo lo voglio dire chiaramente, Valentina. Quindi questa doppia medaglia è sicuramente molto positiva in vista delle Olimpiadi e dei Giochi del Mediterraneo, ovviamente. Infatti, perché ti stavo dicendo proprio questo, non vediamo l'ora di vederla nuotare nel nuovo stadio del nuoto, e non vediamo l'ora di ascoltarti in Onda Rosso Blu oggi alle 15. Parleremo di nuoto in apertura, poi chiaramente parleremo di calcio. Vi anticipo che ci sarà anche l'ex allenatore del Taranto Ciro Danucci. Parleremo di mercato, perché siamo anche a 15 giorni dall'inizio dell'eccellenza pugliese. Giorno 18 sapremo i calendari, quindi domani fondamentalmente, e a 2 settimane dall'inizio della stagione in Serie D. Ma non solo, pallavolo, e poi, Valentina, sveleremo il nostro palinsesto, quello per i Giochi del Mediterraneo, proprio durante Onda Rosso Blu. Quindi appuntamento da non perdere alle 15, in replica alle 21 sul 94 del Digitale Terrestre. E allora grazie Francesco Friuli, noi però siamo arrivati al termine. Ringrazio Gis Nicoletti, grazie Francesco, e grazie a Maico Schino che si è unito a noi, è sempre bello stare insieme. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani, ma l'informazione di Cittadella continua con i giornali radio e telegiornale delle 14. State con noi, ne vedremo delle belle, e noi ci vediamo domani. Ciao ciao.